quel sogno cos'è? Attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai. Se resterà in te, so che mai non ti perderai. Se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai. Cambio canzone e poi, tranne la vita quanto tempo c'è, voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Voglio un giorno senza fili che mi muovono le mani. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? Parlo immediatamente di una gran bella cosa che sta di arte nella nostra terra e lo faccio con un'amica di questa astronave che ci è venuta a trovare ed è la professoressa Liliana Nigro. Buonasera Liliana, benvenuta. E allora, intanto Liliana ci hai riempito l'astronave di colore, di tessuti, è un'esplosione di passione questa. È un'esplosione di passione e sicuramente servirà un'astronave più grande perché ci siamo limitati a portare soltanto 3 abiti della nostra ultima kermesse di moda dedicata a Sant'Agata. Gli abiti erano 160 circa, però stasera ne abbiamo scelti soltanto 3 in modo tale di rappresentare in qualche modo il lavoro che noi, miei allievi, l'Accademia di Belle Arti di Catania fa. Che bello, ecco, tu sei insegnante all'Accademia di Belle Arti e hai un ascendente particolare su questi ragazzi che davvero con te creano un rapporto straordinario e creano delle vere e proprie opere d'arte. Allora, se non si ci ama non si crea, il lavoro si crea quando realmente si ci innamora. Intanto si deve avere un feeling particolare con gli allievi, io non li ho mai considerati tali, io ricordo i nomi di tutti, è quasi pazzesco, ricordare 200 nomi diversi l'anno è incredibile, però loro si impegnano a farsi ricordare perché ognuno è una storia, non sono numeri, sono identità personali, sono ognuno con la sua sensibilità altissima e ognuno vengono rappresentati perché oltre al corso accademico io mi permetto insomma di dire un'altra cosa, io ho comprato proprio casa davanti all'Accademia e l'ho fatto anche invogliata proprio per avere quel trade union. Tanto non hai lo stress di parcheggiare la macchina la mattina e devo andare no, sposto i cassonetti, guarda ti do una dritta e lo dico anche per i nostri telespettatori, ho comunque in qualche modo fatto amicizia con un parcheggiatore che gentilmente mi sposta un cassonetto vuoto, allora lo sapranno tutti, domani mi denunceranno, sono contenta che lo facciano e lì metto la mia macchina perché evidentemente parcheggiare in una scuola o comunque vicino dove c'è un'istituzione didattica, le strisce blu, facciamo quelle viola, abolite quelle blu e lasciamo più spazio. Stasera parleremo anche di questa cosa, bene, poi capirai perché. Senti, quindi rapporto bello con gli alunni, capiamo che crei dei rapporti umani più che dei rapporti tra insegnante e allieva e così nascono dei progetti importanti come quelli che adesso iniziamo a vedere grazie alle telecamere di Mauro Quattrocchi. Omaggio a Sant'Agata. Omaggio a Sant'Agata. Allora, questo è il 10° anno, noi 10 anni fa quando io soffro di insonnia e non voglio curarla perché soffrire di insonnia ti permette di realizzare cose in più tempo e giustamente la notte non solo porta consiglio ma porta suggerimenti creativi. Allora la mia insonnia mi ha portato in una notte insonne a pensare che non mi bastava fare la docente all'Accademia, però proprio per creare, per avere più tempo di stare in contatto con i ragazzi abbiamo pensato di creare un omaggio a Sant'Agata. Io non sono catanese, sono buccherese, però amo Sant'Agata tanto quanto i catanesi e Sant'Agata, come dico sempre, è di tutti, non è soltanto dei catanesi, quindi la santuzza è anche un po' mia e a modo mio, ognuno col suo linguaggio, col mio slang personale, quello dell'arte, abbiamo immaginato di fare questa mostra. Certo, 10 anni fa è stata una cosa assurda perché tu immagina cosa significa proporre di vestire una santa, si urlava quasi al blasfemo. Allora tanti vestono le donne, le belle ragazze, vestire una santa è quasi, insomma, ci sono dei limiti. Può sembrare irriverente. Bene.
Allora questo è il 10° anno, qualcuno ci ha creduto, in pochi inizialmente, oggi tanti, abbiamo avuto l'inaugurazione proprio giorno 2 presso il Museo Diocesano e tanti ospiti, perché per creare un evento, una kermesse, bisogna anche appoggiare l'arte, il sacro al profano, e questo è un po' la mia identificazione lavorativa. I miei ragazzi mi seguono, come dicevi bene tu nel cappelletto introduttivo, c'è un forte legame fra me e loro, e Sant'Agata è questo collante in più, questa marcia in più che ci permette insomma di vivere insieme, vivere bene tutto l'anno. Sant'Agata è una delle nostre cose, perché poi a giugno in Villa Pantò facciamo un'altra kermesse di moda con 10 temi, uno più assurdo dell'altro, dal cartone animato alla diva di Hollywood, però insomma l'importante è creare, e mi accorgo, mi perdoneranno chi ci sta a sentire, te lo dico anche perché oltre a fare l'insegnante al mio paese faccio anche l'assessore, e purtroppo ho accettato... Povera te, ci verrebbe da pensare. Guarda, sono fortunata, no, ti dico perché, secondo me è sinonimo di lavoro, cioè proporsi didatticamente o politicamente, culturalmente. Mi accorgo che viviamo in un'epoca sempre più sonnolenta, e quindi insomma sbracciamoci, cerchiamo di lavorare e di fare qualcosa di importante. Ebbene, e permettimi di dirlo pubblicamente, elogiare, ma non perché sono qui stasera, l'ho fatto anche indipendentemente che ancora non ci conoscevamo. Trasmissioni come le tue, non solo come la tua, danno l'occasione non tanto a me insegnante ma quanto ai giovani artisti di creare. Se non siamo noi che abbiamo già varcato la polstra del successo e allargato questo magistero, che insomma diventa un po' complicato, non è facile affermarsi. Loro sono bravi e insomma speriamo che ce la facciano. Bravi davvero, questa è casa vostra, quando volete venire a raccontarci di queste cose meravigliose vi aspettiamo con grande piacere e con grande affetto. Il nostro applauso ancora una volta a questi abiti, a queste creazioni straordinarie e alla professoressa Liliana Nigro. Grazie a voi. Complimenti Liliana!